Io riempi il cuore mio, se guardi la vita di nascosto, sarai al sicuro, ma questo è un costo, il rischio di non dare mai amore. Spirito di Dio, infiamma il cuore mio, sarò un giocatore titolare nella partita della vita. Il mio tempo e la mia libertà sono i beni più preziosi che... Chi non rischia non vince, e questo è lo slogan scelto per l'edizione 2017 dei Giovani in Festa, che si è svolta ieri a Ravanusa, che è il titolo di una frase pronunciata da Papa Francesco durante la giornata mondiale della gioventù recentemente a Cracovia, che ha visto una partecipazione massiccia di giovani provenienti dalle parrocchie della provincia di Agrigento. Una bella giornata di sole ha fatto poi il resto in piazza Primo Maggio. Sul palco si sono esibiti tanti gruppi di giovani con canti, balli, anche il cardinale lo ha fatto, indossando la maglietta arancione portata dai giovani quale riconoscimento della partecipazione alla festa. 1, 2, 3. Ho visto un fraticello che non vuole vincere. Don Franco, noi vogliamo vincere, vogliamo vedere se entra la maglietta quest'anno. Il problema è se entro. Perché io da solo valgo una schedina XXXXL. Questa è la XXXL. La mettiamo. Ci proviamo. Don Franco, se non rischi non vinci. Entro, faccio brutta figura. Ehi, ce l'ha fatta. Però io mi vergogno, perché voi sapete saltare, cantare. Io se salto crolla tutto, mi hanno detto non ti muovere, se canto scappate. Allora ho deciso di ballare in playback qua dentro e di cantare in playback per rispetto a voi. Ragazzi, ancora non vi ho detto ciao. 1, 2, 3, ciao! Il sindaco mi ha detto, e questo l'abbiamo fatto anche negli anni passati, che ci sono 10 persone che ancora non si sono svegliate a Ravanuso e tocca a noi svegliarle. Facciamo l'orologio a cucù. A 3 dovete gridare ciao. Vediamo. 1, 2 e 3. Solo 2 se ne sono svegliate. Più forte. 1, 2 e 3. Ma più forte ci riuscite? Proviamo. Accendete i motori. Da Formula 1. 1, 2 e 3. A 9 ci siamo arrivati. Una non si è svegliata perché non sente. Solo per questo. Ora, dopo aver detto ciao, la seconda parola d'obbligo qual è? È dire grazie. Grazie al sindaco che ha preparato questa giornata e a tutti i suoi collaboratori. Grazie a Ravanusa che ci accoglie. Allora anche qua con tutti i polmoni aperti. A 3 un bel grazie. 1, 2, 3. Grazie a chi? A Ravanusa. Oh, tra poco ci cacciano. Grazie a... È soddisfatto? Ancora no! Che brutta figura! 1, 2, 3, grazie a... E siamo venuti qua per dire che chi non vince... Che non rischia! Ah, che non rischia! Non vince! Qualcuno non si era reso conto che c'era un imbroglio. E se ce lo diciamo alla siciliana, ve lo ricordate il detto? Chi non risica non rosica. Allora lo diciamo in italiano e gliela dedichiamo al Papa la prima parte. La seconda ce la dedichiamo a noi. La prima è chi non rischia non vince. E detto ora per noi chi non risica. Ragazzi, volete rosicare? Come no?
Se non volete rosicare non volete vincere, imbroglioni. Siete venuti qua per dire che volete vincere, che volete rischiare, voi dite no, non vi riconosco più. Non è la diocesi di Agrigento questa, è quella del Polo Nord. Oggi passeremo una bella giornata insieme. Il Signore è con noi che ci ha messo il sole su, ma noi per Ravanusa siamo il sole qua giù. Poco fa il sindaco si è rifatto una canzone, è un po' una canzone dei miei tempi, ma che è stata anche adattata. Tentiamo di cantarla insieme, la dedichiamo a Ravanusa, meraviglioso, dedichiamola a tutte le persone a cui vogliamo bene, d'accordo? Ci proviamo. Vediamo. È vero, credetemi, è accaduto di notte su di un ponte, guardando l'acqua scura con la dannata voglia di fargli un tuffo giù. D'un tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante, mi porto via dicendomi meraviglioso di quanto il mondo sia meraviglioso, perfino il tuo dolore meraviglioso, ma guarda intorno a te, ti hanno inventato il mare. Tu dici no, non niente, ti sembra niente il sole, la vita. Meraviglioso. Vi è piaciuta? Meravigliosa giornata. E oggi è una giornata meravigliosa. Signor Sindaco, questo era per Ravanusa. Siamo bravi. E allora, ora incomincia il nostro giorno. Quello che vi chiedo ora di fare 3 saltelli tutti insieme e gridare grazie. Siete bravi a saltellare? 1, 2 e 3. Grazie, grazie, grazie. Sapete perché vi ho fatto saltellare? Perché quando uno prende lo sciroppo dice agitare prima dell'uso e poi lo sciroppo fa effetto. Ora che abbiamo agitato prima dell'uso, tutto riuscirà bene, perché chi non vi alla siciliana, chi non risica, una buona giornata a tutti, ancora grazie a voi perché siete stati qua e state con noi. Grazie a lei Don Franco, grazie per essere stato con noi, ci vediamo dopo. Che significato assume questo 1° maggio oggi? Credo che il primo annuncio è questo è Agrigento, perché quando parliamo di Agrigento lo facciamo sempre con tristezza. I giovani agrigentini sanno sorridere, sanno far festa e credo che questo è il messaggio più bello. Puoi vedere dei giovani che ci credono in qualcosa che vale di più. Questa è anche una sfida che dobbiamo accettare noi adulti e credo che oggi anche chi ha i capelli bianchi può sentirsi un po' più giovane, ma non solo oggi. Oggi Ravanusa, un altro anno Santo Stefano, però una festa sempre itinerante che l'avete svolta con costanza in tutti i centri della provincia. Perché? Ma con costanza perché ci sono i giovani. Il brutto è quando non ci saranno loro, dovremmo fare la festa della terza età, ma per adesso è la festa dei giovani. Un programma ricco oggi, ce lo sintetizzi. I ragazzi si incontreranno a discutere, metteremo il Santissimo per pregare e poi nel pomeriggio ci sarà la festa con la messa. Una cosa semplice ma preparata da loro. Buon 1° maggio a tutti. Buon 1° maggio a tutti. E in questo momento il mio pensiero va a chi non lavora, a chi ha perso il lavoro, a chi non riesce a trovarlo. Che anche nel loro cuore, guardando e pensando a questi giovani, un pizzico di luce possa entrare. Un saluto ai migranti, c'è tanta polemica su di loro. Ma loro purtroppo non mi possono sentire, ma quelli che sono arrivati siano benvenuti tra noi. Ad accompagnarlo anche il sindaco di Ravanusa, Carmelo D'Angelo, che ha provveduto all'accoglienza con tutte le strutture messe a disposizione. A sceglierlo è stato il cardinale con la curia e di questo siamo molto onorati.
abbiamo ricevuto tanti giovani, sono arrivati tantissimi pullman da tutta la diocesi, ci saranno diverse attività, diversi laboratori nelle varie parrocchie, sono impegnate tutte le associazioni di volontariato e non solo di Ravanusa. Poi oggi pomeriggio alle 16 ci sarà questo momento di preghiera con la celebrazione del Cardinale Montenegro e poi un momento ludico a seguire alle ore 18 con uno spettacolo di cabaret e successivamente con uno spettacolo musicale con i giovani delle nostre parrocchie che hanno organizzato il tutto, credo a Puntino. Quindi un impegno, diciamo, costante che la vostra amministrazione, così come in questo momento, segue anche per tanti altri eventi. Sì, ringrazio tutto il personale del Comune ma anche del Libero Consorzio e della Protezione Civile che hanno collaborato in questi giorni per la migliore riuscita dell'evento. Tutto è andato e sta andando per il verso giusto, sono contento dell'accoglienza che anche i ravanusani hanno fatto per gli altri parrocchiani dei vari paesi, delle altre diocesi e quindi penso che sarà una giornata splendida per i ravanusani e per chi è venuto da fuori, si divertiranno, una giornata di allegria e speriamo che ci sia tanto divertimento, tanta gioia per questo 1° maggio. Il commissario del Consorzio Libero Provincia, ex provincia di Agrigento, oggi lei ha ritenuto di essere presente a questa manifestazione, come mai? Allora, innanzitutto mi sento molto più giovane qua in mezzo ai ragazzi, no? Era un piacere, quindi quando il sindaco mi ha chiesto di partecipare sinceramente non ho potuto farne a meno. Dopotutto è fatto nel paese di Ravanusa, però rappresenta tutti i giovani della provincia e come tale credo che il commissario aveva il dovere morale di essere presente e poi qua stare insieme ai ragazzi, cioè buttarsi in questo mare di purezza, in questo mare di entusiasmo, credo che faccia bene a chiunque. Offrite anche dei servizi logistici qui per l'organizzazione della festa del 1° maggio. Sì, ho del mio personale che sinceramente sta sacrificando, ecco, il giorno del 1° maggio per rendersi disponibile nei confronti di queste ragazze. Abbiamo la protezione civile e poi abbiamo anche la nostra guardia provinciale, quindi erogheranno quei servizi necessari affinché tutto fili liscio, affinché tutto vada per il verso giusto. E devo dire un grazie particolare a queste persone che veramente rinunciano a stare con le famiglie per rendere un servizio alla collettività agrigentina. La giornata ha anche avuto un momento di preghiera con le adorazioni e le confessioni e i laboratori svoltesi all'interno delle chiese di Ravanusa. I temi scelti: il lavoro, la vocazione alla vita consacrata e a quella matrimoniale, la sofferenza, la morte, l'immigrazione, la legalità. Don Gero Manganella è un po' l'organizzatore, l'anima dell'evento dei Giovani in Festa 2017 qui a Ravanusa. Ecco, l'abbiamo incontrato durante un po' il suo percorso di controllo, se tutto va bene. Ecco, facciamo un po' una sintesi di quello che è successo, di quello che sarà, dei momenti più importanti. Abbiamo le stime di poco fa, mentre ancora erano in corso le iscrizioni, erano più di 2000 ragazzi che arrivano da diverse parti della diocesi. I più lontani arrivano da Montevago, Sambuca e dalla zona dall'altra parte della montagna Santo Stefano, San Giovanni Gevini. Il programma che finora abbiamo svolto è quello dell'animazione. I ragazzi sono arrivati, sono stati accolti con un momento di agape e quindi hanno avuto la possibilità di fare colazione, poi hanno ballato, abbiamo pregato e adesso si sono distribuiti nelle varie chiese di Ravanusa per i laboratori. I laboratori, ecco, se ci spiega, sono diversi, tematici, ecco, parliamo. Intanto il tema di quest'anno è chi non rischia non vince, e sono le parole del Papa, il quale dice ai giovani: nella vita sarete chiamati a fare delle scelte e in alcune di queste scelte dovete rischiare. Abbiamo pensato di approfondire questa tematica della scelta e del rischio con i ragazzi attraverso 6 laboratori e 6 tematiche principali, quali possono essere l'immigrazione, la vita matrimoniale, vita consacrata, sofferenza e morte, legalità. Sono un po' gli ambiti alcuni degli ambiti in cui i ragazzi si ritrovano a scegliere e a rischiare. Ecco, parliamo anche di altri momenti. Ci sarà anche un momento, diciamo, di svago, di allegria. L'abbiamo visto poco fa, molto bello, il cardinale che saltava con i giovani.
ma ci sarà anche un momento di liturgia. Sì, il nostro cardinale come sempre quando vede tanti giovani si scalda e gli si scalda il cuore, per cui viene fuori il suo essere giovane dentro. Ha fatto un momento di accoglienza, subito dopo il pranzo, dopo un momento di festa, ancora un altro momento di festa, celebrerà l'Eucaristia, rivolgerà il suo messaggio, il suo pensiero ai ragazzi che sono arrivati e subito dopo la celebrazione dell'Eucaristia abbiamo voluto regalare ai ragazzi un momento di festa, fatta di musica ma anche di comicità con lo spettacolo di Roberto Lipari, che è un comico palermitano, il quale affronterà sempre il tema del rischio, della scelta del rischio, ma in chiave simpatica. Già si pensa alla prossima edizione, avete già stabilito il luogo, credo che sia al comune di Santo Stefano Quisquina. Sì, è stato già stabilito il luogo, doveva essere una sorpresa, è stato già annunciato, comunque ci sposteremo nella zona della montagna perché dall'anno prossimo ci saranno altre sorprese legate al Giovani in Festa. Comunque ecco, che significato assume per i giovani in questo momento in cui si è anche distratti da tutte queste ambiguità, risse che succedono, vediamo l'Islam da un lato, gli attentati, le persecuzioni ai cristiani in alcune zone del mondo? Sicuramente un primo dato positivo per noi è che non è vero che i giovani nelle nostre comunità non ci sono e l'altro dato è che se decidono di partecipare ogni anno a questo evento è perché non hanno paura di nulla e non hanno paura di testimoniare la loro vita e la loro fede e questo è quello che ci incoraggia per continuare. Da 33 anni che viviamo questa esperienza in maniera ininterrotta e sicuramente continueremo a farlo. Io sono Don Mario Polisano, parroco di questa chiesa madre di Ravanusa e quindi oggi viviamo questo momento di grande gioia e di grande festa e abbiamo accolto con entusiasmo i tanti ragazzi che sono venuti da varie parti della provincia per vivere questo giorno di Giovani in Festa, che è un giorno di fraternità, di gioia ma anche di sviluppo della propria fede. Avete scelto un bello slogan, chi non rischia non vince. Chi non rischia non vince e a proposito del logo fatto da un ragazzo di Ravanusa che si chiama Antonio Bongori, ha voluto esprimere questo rischio della vita, il buttarsi, il realizzare un proprio futuro, perché con le mani in tasca e seduti nel salotto non si realizza niente. Ha voluto mettere un uomo, un giovane, sopra un filo, però in questo rischio ci sono delle garanzie, c'è la croce sullo sfondo, c'è le mani di Dio che ci sostengono e ci aiutano e c'è anche l'esplosione di colori che esprime la freschezza e la giovinezza giovanile, il tutto inserito nello schema del Monte Saraceno che rappresenta la radice del nostro paese e le nostre tradizioni. Chi non rischia non vince è importante proprio perché bisogna non rassegnarsi ma costruire con speranza il proprio futuro. Come vede questa manifestazione da un punto di vista di significato che assume, diciamo, cattolico per i giovani in un momento in cui c'è nel mondo questa diatriba fra varie religioni, l'Islam da un lato, la cultura cristiana e altre religioni, sì. Con un suo parere anche da... Sì. Intanto il mondo può essere vario e diverso, ci sono diverse razze, diverse culture, anche diverse religioni, ma bisogna che nella testa, nel cuore dei ragazzi, dei giovani che sono il futuro, entri l'idea che il dialogo, l'accoglienza, la collaborazione, non la chiusura all'interno del proprio guscio è fondamentale e importante e quindi bisogna smetterla di avere contrapposizioni, lotte, guerre, contrasti di ogni genere pensando sempre che noi abbiamo ragione e gli altri torto e tutti fanno così, ma è importante proprio accogliere gli altri così come sono e cercando di dialogare con tutti. Per quanto poi si riferisce all'aspetto nostro, io credo che sia stato molto importante, almeno per noi di Ravanusa, tutto questo tempo di preparazione che ci ha portato ad oggi, che ha coinvolto tutte le parrocchie, tutte le comunità, gruppi di volontariato, giovani che si sono sentiti corresponsabili e hanno creato tutto quello che vede fatto da loro, non solo il logo ma anche l'inno, ma anche i balli, ma anche la festa e la gioia, e questo li ha aiutati a sentirsi
tutti uniti pur diversi, e questo valore fondamentale dell'unità nella diversità è importante in sede, in provincia e a tutti i livelli. Un'ultima domanda, ecco, Ravanusa come vive la sua spiritualità e il suo momento di stare insieme in chiesa, ecco, il frequentarsi, ecco, appunto l'essere cristiano? Io credo che anche questa occasione sta favorendo una visione più comunitaria, e per cui c'è una chiesa, non tante chiese, pur nelle diversità, e quindi c'è una crescita di spiritualità e di essenzialità. Però ho voluto sottolineare anche nell'intervento di augurio e di saluto anche una cosa importante. Non una chiesa chiusa dentro il tempio che magari gode della bellezza delle nostre celebrazioni, ma una chiesa attenta ai tanti problemi del nostro ambiente che vanno diventando sempre più preoccupanti: svuotamento di paesi, ragazzi senza lavoro, persone che si allontanano, difficoltà a portare avanti la barca della propria famiglia, tutto quello che noi sappiamo. Per cui una chiesa assente e indifferente non è la chiesa del Signore, e quindi stiamo prendendo ancora di più coscienza di questa attenzione, non solo verso il Signore, verso Cristo e il Vangelo, ma anche verso il nostro popolo. Don Carmelo Petrone, presente qua a Ravanusa da stamattina presto, impegnato in una lunga diretta. Una sintesi di quello che sarà la giornata di oggi. Sì, siamo a Ravanusa per la 33esima edizione del Giovani Investa. Ormai il 1° maggio per la diocesi di Agrigento è sinonimo di Giovani Investa, perché ormai da 33 anni questo appuntamento non viene disatteso, e ogni anno è festa, ogni anno c'è parecchi giovani, ogni anno, ecco, questo diventa un momento, ecco, non soltanto per fare festa, ma un momento per riflettere. Quest'oggi i giovani sono impegnati a riflettere sul tema "chi non rischia non vince". Sono le parole di Papa Francesco a Cracovia durante l'ultima GMG. Lì il Papa appunto ebbe a dire nella veglia, e il testo della veglia del Papa è stato anche oggetto di riflessione in preparazione al Giovani Investa. Proprio ha chiesto ai giovani di rischiare, ha chiesto ai giovani di non battere le solite strade. Oggi i giovani stanno facendo indubbiamente festa, ascolteranno la parola del Cardinale Francesco Montenegro, ma si sono posti in ascolto di testimoni, cioè di gente che nella vita ha saputo rischiare e ha vinto, di gente che nella vita ha saputo mettersi in gioco. Ascolteranno appunto queste persone quest'oggi, quindi non soltanto festa ma anche riflessione, ascolto, sperando che qualcosa possa essere seminato nei cuori, ecco, dei giovani che oggi si sono dati appuntamento a Ravanusa, guidati dall'ufficio di pastorale giovanile dell'Arcidiocesi di Agrigento per la loro giornata di festa. C'è tutta in fila indiana, per tutti un'ora d'aria di gloria. La folla grida un mantra, l'evoluzione inciampa, la scimmia nuda balla, occidentali scarpa. Da dove venite? Da Palma di Montechiaro. Una bella esperienza, i laboratori sono formativi. Bella, una bella esperienza, anche nel nostro paese c'è stata un paio di anni fa. Nel 2012. Una bellissima organizzazione, prima di tutto, molto accoglienti le persone di questo paese, una bellissima festa che ci voglia a tutti noi giovani, e sono veramente felice di partecipare. Sì, perché c'è stato molto lavoro dietro questo Giovani Invest, che abbiamo lavorato dall'inizio di gennaio fino ad oggi. Quindi noi siamo di Ravanusa, siamo di Ravanusa. Abbiamo organizzato tutto il Giovani Invest. Niente, abbiamo lavorato molto. È stata molta organizzazione perché non capita tutti gli anni di questa festa. Sono dal Palma 1, di Palma di Montechiaro, provincia di Agrigento,
Questa festa è stata organizzata molto bene, spero che si divertano tutti. Un bel saluto dai giovani in festa. Io sono qua di Ravanusa e per fortuna abbiamo accolto questi ragazzi con molta allegria e senza vergogna, soprattutto con il sorriso sulla faccia. Loro si sono ritrovati subito accolti e diciamo a casa, quindi per noi già è stata una vittoria prima ancora che la giornata finisse. Io riempi il cuore mio, se guardi la vita di nascosto, sarai al sicuro, ma questo è un costo, il rischio di non dare mai amore. Spirito di Dio, infiamma il cuore mio, sarò un giocatore titolare nella partita della vita. Il mio tempo e la mia libertà sono i beni più preziosi che ho. Una giornata bella, una giornata di festa oggi qui a Ravanusa. Una giornata piena di colori, penso che serva in questo momento nel nostro territorio, a Ravanusa, ad Agrigento in genere, vedere sorridere dei ragazzi in un momento in cui purtroppo tanti ragazzi non sorridono per i motivi che ben sappiamo. Credo che il tema sia legato anche a una portata di speranza, ecco, speriamo che questi ragazzi ritrovino in loro stessi le energie per vivere questo territorio, per abitarlo e per rilanciarlo. Una manifestazione ben articolata che vede momenti di festa, di preghiera con i laboratori di adorazione che stiamo vedendo, insomma i ragazzi stanno ben accogliendo. Sì, hanno declinato il tema del rischio su alcune grandi tematiche, quella dell'immigrazione, la famiglia, la vocazione, e anch'io così un po' ho girato perché un laboratorio è stato affidato ai seminaristi e ho visto grande partecipazione. Penso che coniugare riflessione, preghiera, gioco, canto, musica, tanta musica, penso che sia una bella sfida. Non poteva non mancare l'esponente di spicco della parrocchia di San Michele alla Badiola, qui a Ravanusa. Sì, è un entusiasmo partecipare al Giovani in Festa che coinvolge tutta la comunità diocesana, tutte le parrocchie della nostra arcidiocesi e dico tutti i giovani della nostra arcidiocesi. È un evento straordinario perché riviviamo un momento di fraternità, non solo tra i giovani, tra i sacerdoti, ma soprattutto tra il vescovo e tutta la comunità. Per cui io auguro veramente a questi giovani che partecipano a Giovani in Festa di crescere non solo numericamente, ma soprattutto che si possano innamorare della centralità che per tutti è il Signore. Auguri vivissimi. Ricordo la notte con poche luci, ma almeno là fuori non c'erano luci. Ricordo il primo giorno di scuola, 29 bambini e la maestra Margherita. Tutti mi chiedevano in coro come mai avessi un occhio nero. La tua collana con la pietra magica, io la stringevo per portarti via di là. E la paura frantumava pensieri che alle ossa ci pensavano gli altri. E la fatica che hai dovuto fare, col libro di odio di segnare d'amore. Hai smesso di sognare per farmi sognare, le tue parole sono adesso una canzone. Cambia le tue stelle se ci provi riuscirai, e ricorda che l'amore non colpisce in faccia mai. Io ti ho visto qualcuno che tu diventerai, non sarai mai più grande dell'amore che dai. Non ho dimenticato l'istante in cui mi sono fatto grande per difenderti da quelle mani, anche se portavo i pantaloncini. La tua collana con la pietra magica, io la stringevo per portarti via di là, ma la poesia era finita e stavo solo da prendere a morsi la vita. Ecco, ascoltiamo un abitante di Ravanusa, come si chiama lei? Io mi chiamo Lillo Pirrera. Come valuta questa iniziativa, signor Pirrera? Beh, secondo me sono delle belle iniziative perché diciamo che in questi paesi, diciamo, visto che per la crisi che abbiamo, sono iniziative bellissime, a parte che coinvolgono, diciamo, tutti questi giovani che, diciamo così, speriamo che questi giovani resteranno anche qua, perché vedo che tanti giovani se ne vanno all'estero, che se ne vanno a Londra, che se ne vanno in Francia, in Germania, e noi speriamo che questa iniziativa ci dovrebbe essere ancora di più, perché è meglio per tutti, sia
anche che c'è un'economia in un paese, perché abbiamo questi paesini, diciamo così, che l'economia è molto bassa, nello stesso tempo si crea un po' di economia qua nel paese. E poi cosa dire? È una bella festa. Iniziativa importante. Mi chiamo Don Luca e sono parroco a San Giovanni Gemini. Siamo venuti con i nostri ragazzi del gruppo Giovani per partecipare a questa giornata dei Giovani in Festa che puntualmente ogni anno attira tanti ragazzi che provengono da tutte le parti dell'arcidiocesi di Agrigento, e per noi è un appuntamento importante perché attraverso i Giovani in Festa, che presenta un tema diverso ogni anno, i ragazzi possono riflettere e maturare le loro scelte personali e anche di fede. Festa è un'esperienza bellissima, già vissuta a San Giovanni Gemini da volontario, e quindi è un'emozione veramente straordinaria. Io sono Don Francesco Baldassano, sono il vicerettore del seminario di Agrigento e Giovani in Festa rappresenta per la nostra diocesi sempre un momento bello di incontro con i giovani della nostra diocesi. Almeno una volta l'anno abbiamo l'opportunità di stare tutti insieme e di vivere nella gioia questa giornata. È bellissimo anche questo paese, l'iniziativa. Sono da San Giovanni Gemini, Monte Cammarata, sono due paesi vicini. Sì, ogni anno, sì, bellissimo, è un'esperienza da provare. Cosa pensa di questa iniziativa? Ravanusa, diciamo, oggi ha accolto... Stanno rilanciando il paese di Ravanusa. Ravanusa con questa iniziativa e altre cose che faranno a seguito verrà rilanciato il centro storico perché era proprio abbandonato. E noi crediamo che diventerà un paese molto, diciamo, a livello provinciale uno dei migliori paesi della provincia di Agrigento. Stiamo vedendo uno stand, se ci spiega un po' cosa state facendo. Allora, stiamo raccogliendo anzitutto le iscrizioni al Giovani in Festa e accanto a questo lavoro stiamo provvedendo a vendere i gadget di questo Giovani in Festa, che consistono in alcune magliettine con le sillabe della parola misericordia, che i ragazzi possono opportunamente indossare e far comporre sia la parola misericordia che tutte le altre parole che sono componibili con queste sillabe. In più la croce con il crocifisso di San Damiano è una tazza che cambia colore e che quindi farà apparire il logo del Giovani in Festa. Allora quando si inserirà un liquido si esporrà al sole. I numeri sono quelli che ci aspettavamo, sono in tanti, i ragazzi sono molto entusiasti, si sono praticati a comprare le magliettine e noi siamo felici di questo servizio che stiamo portando. C'è anche l'accoglienza Giovani in Festa, stiamo vedendo uno stand con delle cose da mangiare, ecco, cosa fate voi? Allora, appunto come ha detto lei, questo è uno stand in cui ci sono dolci fatti in casa dalle signore del paese per raccogliere i giovani che provengono dai paesi, possiamo dire, lontani, comunque della provincia e non solo. Come valuti questa iniziativa? Ci sono stati parecchi riscontri? L'ho valutata io a parer mio una buona iniziativa, una cosa che coinvolge molti ragazzi, non solo di qui ma anche di fuori. Antonino Licata Caruso, faccio parte dell'associazione Sicani del Monte Saraceno di Ravanusa. Con commento su questa iniziativa, voi di cosa vi occupate? Noi ci occupiamo del territorio da un punto di vista storico e paesaggistico. L'iniziativa crediamo che sia una cosa meravigliosa per quanto riguarda diciamo, la diocesi della provincia di Agrigento. È un'iniziativa che riunisce tutti i giovani insieme in una giornata di festa, in una giornata di cultura cristiana ma anche di cultura del territorio, e quindi benvengano queste iniziative e noi come Associazione Sicani del Monte Saraceno diciamo grazie a chi si spende per questo, in prima persona il nostro vescovo Don Franco e tutte le persone che hanno lavorato a questo progetto, che è interessantissimo in quanto impegna molti giovani su quelli che sono i valori a cui affacciarsi e a cui dedicare le proprie prospettive per il futuro.
La storia, lungo gli anni ha vinto il buio, facendosi memoria, illuminando la nostra vita, chiaro ci rivela, non si vive se non si cerca la verità. Non vi sento! Ad una voce che Dio ci ha fatto è Cristo il suo figlio, l'umanità è rinnovata, è lui salvata, il vero uomo è vero Dio, è il pane della vita, che ad ogni uomo e ai suoi fratelli ridonerà. Quindi la celebrazione eucaristica alla presenza del cardinale e dei parroci che hanno accompagnato i giovani a Ravanusa. Accompagnando quel grido, chi non rischia non vince. E detto alla nostra maniera, chi non risica non rosica. Questa è la sfida che Papa Francesco vi a voi giovani, ma permettete che diciamo ci. Fateci sentire un po' giovani anche noi che abbiamo i capelli bianchi. Questa è la sfida che ci lancia. È una sfida che vale la pena accettarla. Direbbe qualcuno, è una sfida rock, interessante e intrigante. Il Papa, ma soprattutto Criscolo, non riescono a immaginare i giovani che si accontentano di una fede sbiadita, fatta di abitudini e di vuote tradizioni. La fede non è per i deboli, ma la fede è per i forti. Credere e dir di sì a Gesù e scommettere su Lui tutta la vita. Lo abbiamo cantato, è Lui la nostra speranza. Solo Lui, al contrario di tanti profeti moderni che propongono e svendono la felicità, offrono progetti a breve termine, bolle di sapone, sogni artificiali, solo Lui vi offre, e qua mi rivolgo a voi giovani in modo particolare, orizzonti nuovi e ampi. Lui nella sua vita, Gesù, ha sempre rischiato, tanto da morire sulla croce. Lui, il crocifisso risorto, ci dice che credere non è cercare o costruirsi nicchie per starci dentro a occhi chiusi e le mani giunte, ma essere nel mondo nella sua stessa maniera. Lui è un Dio strano, imprevedibile, sconvolgente. Lui condivide l'oscurità e la fragilità del mondo. Non ha bisogno di stanchi, annoiati e noiosi amici, ma ha bisogno di giovani veri, coraggiosi, rivoluzionari, credibili come il Battista e il discepolo Giovanni. Gesù è così. Prendere o lasciare, accoglierlo o rifiutarlo. Non è possibile barare con Lui, né si può annacquare la sua proposta, né sostituire il suo volto con quello del Dio delle nostre mediocrità. Lui rischia con noi, ma gli piace farlo, ci ha offerto la sua amicizia.
ma lui a noi chiede anche amicizia. Non risolve i problemi, anzi li crea. Gesù ci provoca, sfida la nostra tiepida fede, spesso miope, fatta di progetti mignon. Lui ci dice che nel mondo ci sono tanti Golia, ecco perché ha bisogno di tanti David, disposti ad osare, a rischiare con la grinta di chi sa di essere dalla parte giusta. Lui dice di non delegare agli altri ciò che tocca fare a voi, perché se lo doveste fare, questa è viltà. Lui chiede di mettere a lucido il cuore e di gridare a tutti, al mondo, a questo territorio, la voglia di libertà, ma quella libertà che ha le radici in cielo. Lui cerca giovani che si lasciano mettere in discussione e mettono in gioco la loro vitalità migliore. Giovani che sanno che il loro posto non è sotto il moggio, semmai sanno riempire di spifferi di aria pura e pulita il mondo. La fede non è indossare una divisa, ma portare con fierezza la veste bianca del battesimo. Giovani che hanno il coraggio di fare chiarezza e distinguere tra quello che riempie la vita, e qualche volta anche il vuoto sembra che possa riempire una vita, e in quello che invece dà senso alla vita. Vivere senza pensare, accontentarsi così di vivacchiare e rischiare di perdere il significato vero della vita ed è rischiare di essere fermati. Dice un vostro amico Vallesi: non lasciarti andare mai, non lasciarti senza te anche dentro le prigioni della nostra ipocrisia, anche in fondo agli ospedali, nella nuova malattia. C'è una forza che ti guarda e che riconoscerai. È la forza più testarda che c'è in noi, che sogna e non si arrende mai. È la volontà più fragile e infinita, la nostra dignità. Sapete, un proverbio dice: solo i coraggiosi rischiano di sbagliare per vincere. E allora, ragazzi, mettete in discussione il mondo. Siate costruttori di una società diversa, nella quale la giustizia, l'uguaglianza, la libertà, la solidarietà, la sobrietà, il dialogo, la pace non sono sogni per illusi, ma sono la meta da raggiungere. Non vi tocca partire per le crociate, non è più il tempo, ma dovete vivere alla grande la vostra quotidianità, il vostro modo di studiare, di lavorare, senza preoccuparvi soltanto del successo, del guadagno, della carriera. Ragazzi, abbiate passione per il mondo e anche nella Chiesa siate una presenza critica. Chiedete alla Chiesa di non rinunciare alla sua missione e di starvi accanto. Chiedetele di essere a servizio dell'uomo e di camminare accanto a ciascun uomo. Chiedetele di dimostrare un volto compassionevole, attento, solidale con ogni uomo. Ragazzi, ve lo dico più che da padre, da fratello, da amico. Non preoccupatevi di essere dei perfettini che osservano le regole o rispettabili e ingessate persone per bene. Siate campioni e per esserlo prendete come misura Cristo. Irene Grandi dice: tu vuoi vivere così, per inerzia e per comodità. Non capisci che ci ucciderà questo nostro esistere a metà. La cosa più triste è vedere giovani che vivono a metà. Giovani che, nonostante la carta d'identità dica determinate date, sono già vecchi dentro. Fidatevi di questo Cristo che ci ha detto
che Lui è capace di cambiare l'acqua in vino. E se la nostra vita ci sembra scipita, se ci leghiamo a Lui, e Lui ci ha detto nella prima lettura, chi ascolta la sua parola si troverà bene, se ci affidiamo a Lui, anche il nostro cuore può diventare migliore. La vita non si vive se la facciamo diventare una prigione, ma la vita si vive se teniamo le porte aperte, perché anche gli altri vi possono entrare e stando con noi possono trovare gioia, dono, accoglienza, serenità. Se c'è una cosa della vita che non possiamo fare è che non possiamo comprarla, ma neppure barattarla. La vita è un bene fuori commercio. Vivere è innamorarsi di Gesù e buttarsi dentro la vita senza calcoli. Qualcuno ci ha detto: per comportarsi da uomini non basta essere uomini, bisogna essere di più. E Paolo VI ha detto: la vita cristiana non può essere vissuta in maniera qualunque, o la si vive in pienezza oppure è una misera cosa. Vi rendete conto? Il Signore ci ha affidato qualcosa di prezioso e noi dobbiamo vivere questa vita tenendo conto di questo dono grande. Interessatevi di quello che vi circonda, non formate gruppo, non chiudetevi nelle parrocchie, il mondo è molto più grande. Nelle parrocchie vivete l'esperienza per come vivere nel mondo. Oggi siamo stati una chiesa per strada e siamo stati bene. Ma non vi pare che questo, lo dico ai sacerdoti, lo dico a voi, è uno stile che dovremmo assumere? Ve l'ho detto tante volte, le nostre sacrestie, a furia di diventare rifugio, stanno diventando ripostigli e nei ripostigli si mettono soltanto le cose vecchie, destinate più tardi ad essere bussate. Ragazzi, voi non siete solo il futuro, ve l'ho detto tante volte, voi siete anche il presente, voi ci siete e mi verrebbe da dire fatevi sentire. Fate in modo che questa Chiesa senta la freschezza. Oggi a chi mi intervistavo ho detto: tutti questi giovani nel paese sono come le bollicine dell'acqua frizzante, quelle bollicine che ti arrivano nel naso e ti danno quel senso bello. Siate bollicine vive in questo contenitore che è la Chiesa. Dio ha bisogno dei vostri sogni, non deludetelo, seguitelo, però non voltatevi indietro. Nella Chiesa non c'è posto per i paurosi, i pigri, gli assenti. Seguitelo Gesù, perché solo Lui vi assicura quella gioia che potrà dissetare non solo la vostra sete, ma anche la sete di tanti vostri coetanei. E allora ai generosi, ai forti, coerenti, ai convinti, a chi è pronto a pagare di persona, a compromettersi per un mondo e una Chiesa migliori, Santa Caterina direbbe, e lasciate che le parole di Santa Caterina le faccia mia, diventa non soltanto il mio augurio, ma vorrei che fosse il vostro impegno. Per voi giovani che abitate qui a Ravanusa e ci avete dimostrato una grande capacità di accoglienza e di preparazione. Lo dico a tutti i giovani più qui presenti, ma lo dico anche a noi che siamo diversamente giovani, così siamo a posto, no? E allora lo dico anche a voi, perché se tutti insieme sentiamo questa chiamata del Signore, assieme a Santa Caterina mi sento di dirvi: se sarete quello che dovete essere, porterete il fuoco in tutto il mondo. Portate il fuoco in questa terra, nelle vostre città, sentitevi vivi e vivaci. Ecco perché ci siamo ripetuti più volte che chi non risica non rosica, chi non rischia. E qua stiamo celebrando la vittoria del risorto. Lui è il vincente e noi siamo nella sua squadra e perciò anche noi vincenti. E Maria, Madre della Speranza,
alla quale stiamo dedicando il nostro grazie per il suo amore di mamma, ci aiuti e ci accompagni. Sarà bello se alla fine di questa giornata ognuno di noi possa dire con gioia: io mi sento giovane, io voglio essere giovane. E se qualcuno dice che vuol dire? Io voglio rischiare, perché io voglio vincere, anzi sono già un vincente. Forza ragazzi!